Qualcuno di voi forse potrebbe sottolineare il fatto che uscire con queste puntate proprio in agosto non sia la migliore trovata, ma ormai mi conoscete. Quando mi viene un'idea io la devo mettere in pratica subito e quindi eccomi qua. Complice una graditissima menzione del mio podcast parallelo Microfilm nella newsletter di Cora Media, mi sono detta: ma perché non provare a coniugare le due cose? Cioè, perché non provare a coniugare Microfilm e Camposanto? Allora, qui devo fare una piccola precisazione per chi non conosce Microfilm. Si trattava di un podcast uscito in un'unica stagione in cui ripercorrevo alcuni fatti molto importanti della storia, raccontandoli però dal punto di vista di chi non era finito sulle prime pagine dei giornali. Prima però di spiegarvi che cosa ho intenzione di fare con questo piccolo progetto che si intitola Cronache dal Camposanto, volevo dirvi una cosa molto importante, perché negli ultimi mesi mi avete scritto in molti per chiedermi come mai non stessero uscendo più puntate di Camposanto. Io non lo potevo ancora dire e stranamente per i miei standard sono anche riuscita a mantenere il segreto sulla notizia, ma ora mi è stato comunicato che posso iniziare a creare un po' di hype e curiosità e quindi finalmente posso dirvi che in questi mesi ho scritto un libro. Ripeto, attenzione, attenzione, ho scritto un libro. Ancora non posso dire nulla su titolo, casa editrice, dettagli precisi sulla data di uscita, ma vi posso dire che manca davvero pochissimo. E ovviamente, se ve lo state chiedendo, di che cosa mai potrà parlare un libro scritto da me. Quindi ecco, vi volevo dire che non mi sono presa una pausa dal podcast perché mi ero stancata di farlo, tutt'altro, ma dovevo semplicemente concentrarmi sulla scrittura. Quindi continuate a seguirmi, soprattutto su Instagram, dove sono più attiva, perché al termine di questo mese infernale che è agosto, probabilmente usciranno maggiori dettagli. Detto ciò, e dopo aver finalmente rilasciato un po' di tensione accumulata in questi mesi a causa della consapevolezza di non poter dire quello che invece disperatamente volevo dire, torniamo a questo piccolo spin-off di Camposanto. Dicevo che uno dei miei passatempi preferiti è leggere i vecchi quotidiani, lo faccio a prescindere dal podcast e a prescindere dal mio lavoro. Quindi ho pensato di condividere con voi le notizie interessanti e o curiose relative ai cimiteri di cui ho parlato in Camposanto. Ecco perché, come vi stavo dicendo, questo progettino si chiamerà Cronache dal Camposanto. Perché lo faccio? Perché nel corso delle mie ricerche per il podcast Camposanto, tante volte mi sono imbattuta in notizie, articoli che avevano come scenario quel cimitero sul quale stavo facendo delle ricerche. Poi però, per un motivo o per l'altro, questi aneddoti, queste notizie non andavano a finire nella puntata finale, probabilmente perché già era troppo lunga e dovevo necessariamente tagliare su qualcosa. Quindi la mia idea è quella di ripescare queste notizie e di riproporvele. Vi offrirò quindi, spero ogni giorno, ma so già che non sarà ogni giorno perché conosco i miei polli, quindi conosco me stessa e so che non riuscirò a mantenere il ritmo, quindi dicevo vi offrirò una rassegna stampa di fatti accaduti nei cimiteri che ormai tutti quanti conosciamo bene. Quindi nei cimiteri, nelle immediate vicinanze, oppure insomma fatti, aneddoti che hanno a che fare con quel cimitero. Fidatevi di me, sono sicura che le notizie che ho selezionato vi interesseranno moltissimo. Per me è sempre molto difficile scegliere da cosa incominciare, quindi andrò in ordine di uscita delle puntate di Camposanto. Se non ricordo male, e questa è una frase fattissima e falsa, perché potrei recitare a memoria l'ordine dei cimiteri di Camposanto, oggi si va a Venezia. Ultimissima precisazione prima di cominciare, perché è giusto che nel primo episodio si dica tutto. Questa lunga premessa è un'eccezione. Dai prossimi episodi andrò dritta al punto, fermandomi solo ogni tanto per ricordarvi che uscirà il mio libro, perché questo deve entrare in testa a tutti. Quindi Venezia, dicevamo. Oggi ho selezionato 2 articoli che riguardano uno degli ospiti più illustri del cimitero di San Michele in Isola di Venezia, Igor Stravinsky. Il 6 aprile del 1971 il famoso compositore e musicista muore a New York per le gravi complicazioni di una bronchite. La sua vedova, Vera,
riceve addirittura dal governo sovietico la proposta di inumare Stravinsky a Leningrado, però lei rifiuta perché è decisa a rispettare le ultime volontà del marito, che appunto ha espresso il desiderio di essere sepolto a Venezia. La notizia viene accolta in città, a Venezia, con grandissima emozione. E in un articolo del Corriere della Sera dell'8 aprile si spiega come mai Igor Stravinsky fosse così attaccato al capoluogo veneto. Nella città della Laguna, la figura di Stravinsky cominciò ad apparire con una certa assiduità subito dopo il 1951, la data della rappresentazione della sua unica opera in 3 atti, La carriera del libertino, che egli presentò appunto a Venezia, in prima assoluta, suscitando scalpore. Dal 1951 ad oggi le presenze di Stravinsky a Venezia sono state sempre più fitte. Nel ricordo di Giuseppe Pugliese, il noto critico musicale veneziano, Stravinsky appare come una figura simpaticamente presente nella città lagunare. Egli ha mantenuto per molto, ha dichiarato stasera Pugliese, contatti molto stretti con Venezia, sia con le sue composizioni dedicate alla città, nella quale le ha rappresentate in prima assoluta, sia con la sua presenza fisica. Stravinsky, infatti, veniva, a partire dal 1951, praticamente tutti gli anni a Venezia. Lo ricordo ancora, in piazza San Marco, ascoltare la banda municipale e in una stagione lirica della Fenice a Sant'Angelo assistere mischiato al pubblico al Trovatore. Sbrigate le formalità burocratiche per trasferire la salma di Stravinsky da New York all'Italia, finalmente il 15 aprile del 1971 il funerale può essere celebrato ed ecco come il Corriere della Sera racconta l'evento. La città commossa ha onorato Igor Stravinsky, un suo cittadino di cuore, anche se non di anagrafe, uno dei moltissimi, uno dei più illustri. Il grande musicista ha voluto essere sepolto nel cimitero greco-ortodosso dell'isola di San Michele, accanto a Sergej Diaghilev, il fondatore dei moderni balletti russi. Stravinsky, così, ha voluto per sempre tornare a Venezia, nella città che amò sopra tutte, cui accorse ogni volta che poté e alla quale destinò la prima esecuzione di sue opere fra le più importanti. Se ha un senso dunque il desiderio per l'ultimo rifugio, San Michele in Isola e il cimitero della città, esso è in una parola, Venezia, come patria. Un veneziano, quindi, che è tornato a casa, cui tutta Venezia oggi ha reso l'estremo saluto nel suo Pantheon, la Basilica dei Santi Giovanni e Paolo, presenti autorità, musicisti, uomini di cultura e artisti di tutto il mondo. Accanto alla bara erano la moglie di Stravinsky, Vera, e qui aggiungo io che adesso è sepolta assieme a lui al San Michele, i figli Teodoro, Sudlima e Caterina, il maestro allievo prediletto Roberto Kraft, i musicisti Greg Smith e Nicola Nabokov, che a Stravinsky erano legati da antica amicizia. In gondola, la salma di Stravinsky ha quindi raggiunto il cimitero di San Michele in Isola e i familiari e pochi intimi hanno assistito all'ultima benedizione e all'inumazione nel recinto greco del cimitero. Un angolo solitario e suggestivo, un grande prato con alberi rampicanti sulle sponde della laguna. Igor Stravinsky riposa ora a pochi metri da Diaghilev, che in anni lontani gli fu compagno nella scoperta e alla nascita del primo amore con Venezia. Non so voi, ma io trovo tutto questo estremamente suggestivo e struggente. Igor Stravinsky è stato un grande viaggiatore e ha profondamente amato Venezia. Non è stupendo che il suo ultimo viaggio, quello verso la sua dimora eterna, sia avvenuto a bordo di una gondola che ha solcato silenziosa il tratto di laguna che separa le fondamenta Nove dall'isola che ospita il cimitero? Oggi il maestro riposa in una tomba un po' trasandata assieme a Vera e io, ogni volta che torno al San Michele, non posso fare a meno di liberare le loro lapidi dalle foglie secche. Dal cimitero di San Michele è tutto.